siamo davvero sicuri di quello che mangiamo. Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Dior riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai per concludere le scuole medie e non sai quale strada scegliere? Vuoi un titolo di studio che sia una risorsa concreta per il lavoro o l'università? Scegli l'Istituto Professionale IANAS di Tortolì, con i suoi indirizzi: alberghiero per lavorare nei migliori hotel e resort del mondo, agrario se ami la natura e l'agricoltura, sociosanitario per prenderti cura di bambini, giovani e anziani, IPSIA per chi sogna la meccanica, i motori o la navigazione, e se abiti lontano il convitto ti offre vitto e alloggio. Affrettati, le iscrizioni chiudono il 10 febbraio. IANAS, le chiavi del tuo futuro. Chiamalo 0782 62 80 06 o visita ianas.edu.it. Scegli il meglio, scegli IANAS. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, questa volta con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Barisardo perché c'è una novità: il comune ha approvato il PUL, il piano di utilizzo dei litorali, un importante strumento urbanistico che ha come obiettivo primario la regolamentazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, garantendo al contempo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche. Per la prima volta il comune di Barisardo si dota del PUL e abbiamo il piacere di avere con noi al telefono la vice sindaco e assessore al turismo Fabiana Casu. Buongiorno assessora. Buongiorno a voi e grazie. Assessora, allora, il comune di Barisardo si dota quindi del PUL. Spieghiamo ai nostri radioascoltatori di cosa si tratta, che cosa cambia, perché è importante. Allora, come lei ha anticipato, è appunto uno strumento attraverso il quale il comune pianifica quella che è la regolamentazione delle aree demaniali marittime, ma anche di quella che è la fascia immediatamente prospiciente, cioè i primi 2000 metri dalla battigia. Questo strumento ci permette in un certo senso, o meglio, ci permette realisticamente da questo momento in poi di poter mettere in campo un totale di 15 concessioni lungo tutto la fascia costiera di Barisardo, di cui 7 sono quelle che sono già esistenti, alle quali poi andranno ad aggiungersene altre 8, e questo significa che implementeremo quella che è la tipologia e la casistica, insomma, di servizi che saremo in grado di proporre agli utenti del nostro territorio, a quelli che sono gli ospiti e i turisti che verranno a visitarci, perché si tratterà comunque di servizi variegati che andranno dalla ristorazione alla disponibilità di noleggio, sdraie e ombrelloni, ma anche tutta una serie
anche di servizi ricreativi, ludici a mare, perché poi ci sarà la possibilità appunto di installare corridoi di lancio, campi boe, e quindi questo implementerà quella che è l'offerta di servizi alla nautica, di supporto insomma a tutti coloro che eventualmente vorranno venire dotati anche dei loro mezzi nautici. Insomma, la proposta si incrementerà, e questo è di fondamentale importanza per presentarci meglio insomma agli ospiti che frequentano le nostre coste e per avere delle proposte appunto interessanti ed appetibili. Non va dimenticato poi nell'ambito delle concessioni ci sono anche le 2 dog beach che sono già esistenti, che sono appunto riproposte nel pool, più la spiaggia naturista. Insomma, l'offerta è abbastanza variegata e copre un target di turisti molto ampio. Benissimo, Assessora. Ci ricorda quali sono le spiagge principali di Barisardo? Cioè, di quanti chilometri di costa stiamo parlando? Stiamo parlando di più di 9 chilometri di costa che vanno praticamente dal confine col comune di Cardedu fino al confine col comune di Tortolì, perché parte un primo tratto della costa di Cea è territorio comunale di Barisardo. Quindi ci saranno nuovi servizi, nuove concessioni, confermate le dog beach, e poi ha parlato anche di una spiaggia naturista. Dove sarà collocata? La spiaggia naturista è praticamente nella fascia costiera che è a sud della torre, tra la zona nota come Samarina e la zona nota come Foggi. È un tratto di poco meno di 200 metri che dovrebbe entrare a regime finalmente quest'anno come spiaggia. Ottimo, perfetto. Bella questa novità, penso che sia la prima in Ogliastra, ce ne sono poche in Sardegna, se non vado errato. Sì, in Sardegna sono pochissime, ce ne sono un'altra mi sembra nella zona di Moravera e poi si va verso la costa ovest, per cui sì, in Ogliastra siamo gli unici al momento. Benissimo. Anche in questo caso stiamo individuando un target interessante. Siete i precursori, benissimo. Ascolti, Assessora, senta, il pool è stato approvato, ma come funziona? Qual è il prossimo passaggio? È immediatamente applicabile? Sì, nel senso che da ieri è vigente, il che significa che a questo punto la palla passa alla regione, perché la regione ha la competenza nel fare i bandi per quanto riguarda l'affidamento delle concessioni. Quindi in questo caso noi abbiamo lo strumento che ci permette abbiamo individuato i nuovi spazi concessori, dovranno essere fatti bandi per le concessioni. Benissimo, chiarissima Assessora, grazie mille per il suo intervento e vi auguriamo buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata, grazie. Grazie a lei. Ecco, abbiamo avuto quindi l'intervento di Fabiana Casu, vice sindaco e assessora con delega al turismo del comune di Barisardo. Ci ha annunciato le novità del pool, tra cui una spiaggia naturista che sarebbe la prima in Ogliastra. Adesso noi andiamo avanti però con il nostro notiziario, perché c'è un nuovo record di traffico merci nei porti sardi. È positivo anche il bilancio di Arbatax, nonostante la crisi mondiale del settore merci. Il 2024 si chiude positivamente in tutti i comparti. A farlo sapere proprio l'autorità di sistema portuale della Sardegna: circa 41.700.000 tonnellate di merce, oltre 6 milioni e mezzo di passeggeri, poco più di 684.000 crocieristi in transito in tutti gli scali sardi. Si chiude con un segno più rispetto al 2023 su tutte le macro categorie di traffico, a partire da quelle dei passeggeri, che sommati tutti i risultati nei porti commerciali parliamo di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, per un totale di 5 milioni e mezzo di unità, registrando un più 4% rispetto al 2023. Vediamo i dati di Arbatax. Nel 2024 sono 25.621 i passeggeri che appunto sono arrivati al porto di Arbatax. I crocieristi sono stati 165, mentre oltre 109.654 le tonnellate di merci trasportate che sono arrivate al porto di Arbatax. Ecco, secondo l'autorità del sistema portuale della Sardegna, che è governata dal presidente Massimo Deiana, c'è un più in tutti i settori e anche nel porto di Arbatax.
Andiamo avanti, ora restiamo su Tortolì perché nell'ambito del progetto Tortolì Genade Sogliastra 2 promosso dal comune di Tortolì il 10 febbraio prenderà il via il corso di lingua sarda, limba e musica a mano udenta. Le lezioni si svolgeranno nella scuola media di via Monsignor Virgilio ogni lunedì mattina fino al 29 aprile, saranno dedicate al linguaggio musicale e alla terminologia legata agli strumenti tradizionali della Sardegna, con particolare attenzione all'uso della lingua sarda. Il corso di livello intermedio avrà una durata di 30 ore e sarà tenuto dagli operatori linguistici Ivan Marongio e Alessandro Podda. L'attività si inserisce in un percorso di valorizzazione della lingua e della cultura sarda, culminando con la partecipazione degli studenti alle celebrazioni di Sardegna. Per iscriversi è possibile inviare una mail all'indirizzo limbasarda@comuneditortoli.it oppure per maggiori informazioni 329 8703 515. Torniamo a Barisardo perché sono attivi finalmente i parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con un bambino di età non superiore ai 2 anni. Gli aventi diritto possono presentare richiesta al comando di polizia locale utilizzando la modulistica presente anche sul sito web del comune. Hanno diritto al contrassegno le donne incinte e i genitori di bambini appunto che hanno meno di 2 anni residenti a Barisardo. Per usufruire degli stalli riservati i titolari devono esporre il contrassegno sul cruscotto del veicolo in modo appunto da consentire il controllo. Hanno diritto a usufruire dei parcheggi contraddistinti dall'apposita segnaletica. I genitori ed è valido sul solo veicolo nel quale è esposto. Insomma, per la prima volta vengono istituiti gli stalli rosa, un passo insomma sicuramente di civiltà. Chiudiamo con un evento, la presentazione del libro Vi racconto il mio sport, crescere divertendosi di Fabrizio Delia, docente, preparatore atletico e attualmente consigliere federale della FIGC Sardegna. L'evento ha anche uno scopo benefico, è organizzato dal Tortolì Calcio con il patrocinio del comune e si propone di promuovere attività e servizi a supporto delle persone con disabilità intellettive e relazionali, sensibilizzando la comunità sull'importanza dello sport come strumento di crescita e inclusione sociale. L'incontro sarà moderato da Alessandro Piras, si svolgerà il 7 febbraio alle 18:30 al Teatro San Francesco di Tortolì. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con Franco Magia. E intanto il tempo passerà, eppure le preoccupazioni. Le canzoni sono belle, lo sai. Eccolo qua, Franco Magia. Ma siamo in diretta? Sì. Come siamo in diretta? Siamo in diretta. Ma non Sì, sei diretta una sul notiziario di Radio Stella. Stella dice che. No, che figura. Cosa devi dirci, Franco? Che mi sono divertito troppo la scorsa, quando è l'altro ieri, e oggi si replica, dalle 18 alle 19:30, mi raccomando, tienti beh. Figo, mi è piaciuto, lo sai. Tienti beh, questo è il secondo appuntamento, ricordiamo sempre mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio Stella. Sì. C'è Franco che vi intratterrà. Sì, insomma, faremo delle come abbiamo fatto, poi magari a partire da gennaio avremo anche delle interviste, non interviste, chiacchierate telefoniche con un po' di personaggi particolarmente noti, ci divertiremo, ci saranno tutti i nostri amici che già hanno incominciato la scorsa settimana a mandarci messaggini su, sai, no? E pian piano si crea questa situazione che è divertente radiofonicamente parlando, mi piace tanto. Benissimo, allora mi raccomando, stasera alle 18. Me lo fate fare una volta solo il notiziario? Voi facciamo una co-conduzione? Sì, no, sarebbe perché mi piace. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vediamo il servizio, cioè queste cose mi
Va bene, ci proveremo. Intanto però c'è TNT Invest, stasera alle 18 su Radio Stella. Ciao ragazzi, ciao Fede, grazie, è sempre gentile Fede. Ciao! Grazie a voi per averci seguito. Noi invece, almeno Stella di Chicchè, torna lunedì mattina come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.